Allora io adesso scrivo un whale gigante. Sono quasi più bravo a scrivere in gigante che in piccolo. Voilà! Ciao ragazzi! Questo video sarà diverso dal solito, infatti vi porterò sulla neve! Aria, e tu no? Tu devi stare qua, aria. Bene, siamo pronti a partire. Ah no, forse oggi non va bene questo mezzo di trasporto. Aria. Ok, mi diverto troppo con le intro. Adesso carichiamo tutto in macchina e via. No. Via Aria, non vieni te su, dai. Questi no, Aria, no, te non vieni tu. Ok, mi sembra di aver preso abbastanza tutto. Mascherina c'è. Aria! Ma perché? Perché devi andare dietro le ruote così? Guardate, guardate. Ma adesso domanda, ma anche il vostro cane fa così, non so io. Guardate che roba. Diventa matto per la macchina. Matto, Guardate, adesso continuo a girare. Aria! Ok, allora dopo aver preso i panini e anche gli scarponi, adesso finalmente siamo pronti a partire. La prima neve l'abbiamo trovata, ragazzi. Invece ti metto dei video. Voilà, ciao ragazzi, siamo arrivati su in montagna e guardate che distesa di neve che c'è. Neve dappertutto, è tantissimo tempo. Ti prendo, e guardate la neve potente. È un po' di tempo che non andavo sulla neve così. Infatti c'è un riflesso, mi ero dimenticato che faceva tutto questo riflesso qua. Ci volevano gli occhiali da sole. La Chiara non è concorde. Non dice niente la Chiara. E niente, allora adesso l'obiettivo è raggiungere il rifugio, dopo tornare giù e fare qualche discesa con il bob che ci siamo portati da casa. Ce la faremo a salire questa discesa? Questa salita. A salire questa salita. Eccomi. Ah, che ci si ribalta qua, Stai attenta. Allora, siccome nello scorso video che sono venuto in Lessinia non ho detto delle informazioni, mi hanno detto sulla madre, la Chiara eccetera, adesso vi dico qualcosa di più sulla Lessinia, visto che c'è Wikipedia. Lessinia, ok, Wikipedia, grande Wikipedia. Il Parco Naturale Regionale della Lessinia è stato istituito con la legge regionale numero 12 del 30 gennaio 1990 con lo scopo di tutelare il ricco patrimonio naturalistico ambientale. Non ha acqua superficiale se non per brevissimi tratti, visto il classismo della zona. Nel parco sono compresi tutti i monti veronesi, ad esclusione del monte. Poi quanti animali: lupo, camoscio, capriolo, cervo, lepre comune, marmotta, volpe, aquila reale. Addirittura ci sarebbero anche altre informazioni, ma io vi ho letto le principali. Siamo solo noi. Da 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 da. Ah sì, Chiara, aspetta che io scrivo. Porca che dura che è. Porca sbaia, devo farla più lunga però. Mi sto congelando le mani a fare questa roba. Spero che si veda bene. Ah, che freddo.
freddissimo. Devo scrivere sulla neve così. Urca, fermo. Si vede dall'alto, Potrei fare una scritta immensa tipo e dopo riprenderla col drone, però dall'alto. Allora ragazzi, mi è venuta una super idea. Siccome lei si è stanca, si deve riposare, allora io adesso scrivo un whale gigante, ok? E dopo col drone faccio la foto dall'alto e io faccio la I di whale. Non so se ci riuscirò, però ci posso provare. Mamma che caldo che fa. Guarda, ti lascio giù tutto. Allora, guardate qua che bello spiazzo da scrivere whale. Vediamo come faccio a scriverlo però. Camminando. L'unico modo per scrivere è così, più o meno qua. Ok, la vedo dura a scrivere, già faccio fatica a scriverla in piccolo. E questa è la W. Adesso mi attacco da qua sopra e faccio la E. Ti piace l'idea? Spero di riuscirci. Allora devo fare un salto adesso perché sennò si vede dopo. Ok. Uè. Porca, mi sta entrando un po' di neve negli scarponi. Magari si vede dal satellite dopo questo whale. Sono quasi più bravo a scrivere in gigante che in piccolo. Porca, ho fatto la gamba un po' troppo lunga. Ui, adesso mi manca la L e la A. L. E la A la parto da qua dopo. Ecco, la A è quella un po' più difficile perché devo farla un po' in obliquo. Qua va bene. Questo è il punto esclamativo. Ok ragazzi, ci sono riuscito penso. Devo stare attento a non cascare, se no rovino tutto qua. Porco! No! L'ho un po' rovinato. Aspetta che gli metto della neve. Ok dai. Oh, che freddo! Mi sono ghiacciato le mani. Adesso devo stare attento. Ho un bel salto. Non è che prima ce l'ho fatta. Ok. Non troppo, dai, su. Quella ragazzi ce l'ho fatta, scritta tutta, adesso si può ripartire. Il più grande whale che ho mai scritto questo. In futuro ne farò ancora di più grandi. Ragazzi siamo quasi distrutti, soprattutto la Chiara, non ce la fa più. E niente, qui abbiamo sorpassato un bel po' il whale, stiamo arrivando lì al rifugio e facciamo la pausa pranzo. Mangiamo qualcosina e torniamo giù subito, però se vogliamo fare anche qualche giretto con il Bob. Bob le aggiusta tutto, sentite che silenzio. Ferma. Dai che siamo arrivati. C'è un'aria qua molto potente. Adesso mi sono messo la mascherina. Diciamo che ti metti la mascherina. C'è quel profumo, sai, di quando ti fermi sulle piste da sci.
Ok ragazzi, abbiamo preso da mangiare qua alla fine. Ah, che robetta. Shining all that same old spot that's been empty for some time. It's been a while since. Ok ragazzi, adesso stiamo tornando alla macchina. Vedete, eravamo là sopra. E prendiamo il bob e cerchiamo una discesa ad hoc e proviamo a farla. Ok, siamo quasi arrivati. L'unica cosa è che si è fatta una nebbia. Guardate che roba. Adesso comunque è una discesina col bob, almeno una voglio provare a farla. Ok. In un attimo faccio da solo queste cose. Adesso me la metto in testa, vediamo. Già, sicuro mi ribalta. Va bene dai ragazzi, è arrivata l'ora finalmente della discesa. Anche se qui non lo so se riesco ad andare tanto in giù, ma secondo me sì. Il Bob Cab View è questo. Ok, aspetta che mi chiudo i guanti. Troppo poco, troppo bassa. Devo farla più lunga la discesa. Ma vabbè dai, è ora che torniamo a casa. Mi sono divertito anche troppo. Va bene dai, allora niente, adesso partiamo per tornare giù. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se era diverso dal solito. Fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata.